Alessandro Piana, presidente del Consiglio Provinciale dell'Imperia. Perché la Lega Ventimiglia oggi? Qual è lo scopo della vostra iniziativa? Lo scopo della nostra iniziativa è quello di raccogliere, sono 11 proposte di legge di iniziativa popolare. Lo scopo è quello che, come dice giustamente la legge, bisogna raccogliere un tot di firme per poter proporre poi al Parlamento queste leggi. Sono delle leggo perché effettivamente sono molte. Sì. Allora, garanzia di pensione di anzianità con 40 anni di contributo, garanzia del credito alla famiglia e imprese, TFR in busta paga e prezzo del lavoro, abolizione del sostituto d'imposta, autonomia finanziaria dei comuni, province e regioni, attribuzione dell'IMU ai comuni e abrogazione dell'imposta sulla prima casa, questa è la forse più importante che spiega tra le altre, e misure dirette ad evitare l'infiltrazione mafiosa sui nostri territori, tutela della sovranità popolare, trasformazione in senso federale dello Stato e finalmente taglia la spesa pubblica, federalismo fiscale e portuale e attribuzione al porto di Genova di interesse nazionale. E poi interventi a favore del settore agricolo, sostanzialmente di annullare l'IMU sui territori. Quante firme avete raccolto più o meno? Noi ci siamo proposti a livello regionale di raccogliere circa 10.000 firme. Abbiamo iniziato oggi qua da Ventimiglia, nelle altre province hanno già forse cominciato la settimana scorsa e diciamo così settimanalmente calendarizzeremo una serie di banchetti nelle varie città più importanti e nei giorni più importanti per poter appunto raccogliere i firme. Devo dire che onestamente, devo essere sincero, non mi aspettavo un'affluenza di un certo tipo. Sono rimasto colpito favorevolmente dalla partecipazione delle leggi. Okay.